Ciao ragazzi, sto andando nelle campagne di Salizzole perché Fabrizio mi ha fatto l'ennesima telefonata. Vieni, c'è un posto dove sembra che il tempo si sia fermato, tutto è rimasto come una volta. Vabbè, andiamo perché Fabrizio è Fabrizio. Andiamo. È lui Fabrizio. Ma dove sono capitato? Si capita negli anni 1950, Stefano. La vita contadina di un tempo. Certamente. E Qua, quindi tutta quest'aia esatto, rispecchia i nostri nonni. i nostri nonni. In pratica ci sono una serie di situazioni che richiamano le fatiche di un tempo, la vita di campagna che non era sicuramente una passeggiata, perché oggi l'agricoltura si fa in maniera completamente differente, ma un tempo erano le mani che contavano. Esatto, mani, braccia e sudore. A partire e sudore. da quello che stiamo vedendo qui, cosa Esatto. sta vedendo qui? Qua praticamente siamo stati a spigolare del frumento di grani antichi, che è un prodotto molto buono, che le piantava ancora me bisnonno e se lo tramandemmo il seme perché è eccezionale, che ha dei requisiti che la farina che dopo avremo modo da poter tastarla, che mi ha fatto le tagliatelle, gli ha fatto i sugoli, gli ha fatto il pan, te vedrai dopo Stefano. Vedete che le secca e le tasta è il nostro maestro, il più esperto, e vede che insomma è il momento di farlo andare fuori dalla spiga. Certo. E allora gli sta battendo col cerciare. Un tempo, Come faceva un tempo, l'aia era tutta piena di frumento, tutta piena. quindi potete immaginare che lavoro e quanta gente E c'era. quanta braccia e quanto sudore, questo era il fatto. E intanto butti in giuga. Esatto. Sempre la corte era piena, zeppa, perché era parecchie famiglie, diciamo, mesadri, eccetera. E a tutti quanti che aveva un ruolo. Abbiamo il nonno che impaia, le donne le che aveva da lavare, ci impastava il pan, preparava la cena, che era di tutto. Tutti che avevano lavoro, dai che da mangiare al maschio, installa. Diciamo, dai che andiamo a tirare su il tamburetto perché andiamo a vedere se abbiamo la cena per stasera, se no è sempre polenta qua. Dai, andiamo, tu su il seccio, vediamo, dai. Sì. Stasera niente polenta e basta, dai. Stasera prendete qualcosa. Sì, stasera sì. Papà, ma è non tornarci a Rin che porta andata in salute. Sì, dai. L'hai detto che ti aspetto, sento, dai. Dai, E guardati attorno, dai. una ciapola, Che te catti un buon butel, dai. Andiamo.
a vendere il latte. Fabrizio, Sì. deve parciare queste tagliatelle. No, ma scherzi tu, anche le galline qua, le raspa dappertutto, e tutte libere, le mangia di tutto. E poi questo te lo mangi da cruda, lei è buonissima. Stefano, mi ti invito, ma scherzi tu, buonissima. Ci sono ancora questi sapori, Fabrizio? Ma certamente, ma solamente nasar la farina di sto formento qua antico, lì è la fine del mondo. E poi non possono essere sapori della bassa se non che la stortina. Eccola qua. Immancabilmente, Eccola qua. Stefano, Oh, guarda. dentro nell'ola, vara come che la si conserva bene. Questi qua sono stati fatti durante l'inverno, messi sotto grasso del maiale, Esatto. per permettere la conservazione. No? Conservazione e resta morbido, se non si secca massa, diventa come il cosiddetto mugolotto. Meo de no era? No. Meo ma era prima. Esatto. Ed era, questo era un mangiare povero ma vero. Verissimo. Ma era buono anche dopo tutti questi mesi, Fabrizio. Adesso Stefano, te sentare che bontà. Fa vedere. Guarda che colore. Guarda che conservazione. Sento quanto E che ne ha di mesi, però peccato lei sarà lì. e anche il vedo che è morbido, che resta con l'onto. Lei è una favola, guarda. E poi senti che roba. Senti, lei non ha niente, nessun peccato, né anima né niente. Buonissimo, di sicuro. E poi guarda, per vedere che la prova, te fago vedere che non mi sbaglio mia. Perché Guarda guarda, che ti dispiace anche a farmi no, vedere, e il vero? bue, guarda, e se leva che le è un piacere, guarda, lei è una roba conservata da Dio. E poi mi sacrifico per te, Stefano, lei è una roba, guarda. Mio eroe. Senti che roba. Questa è la moscarola, Stefano. Cosa che è dentro? Rento che le morette Ah, ragione. e i sugli che abbiamo fatto coi baccò. Perché le abbiamo di staccare, perché eri sturlini di sora e prima che sia massa furbi loro, siamo svegliando altri a distaccare lui. Ma cos'era in pratica la moscarola? La moscarola l'era passava a guardare che sennò i gatti ne faceva fuori tutto, non stava più niente per noi altri. E quindi che era dentro i salami, i formaggi? Sì, la roba che si avanzava dalla sera a mezzogiorno, che se riusciva a mangiare, la si metteva lì per conservarla, perché sennò gli andava all'attacco. Sì, dimmi! Sei toccata per strada? Sì, dai, quella è una bella roba, dai! Fa un po' di allegria, dai, per la corte siamo tutti quanti qua, fine serata, e boh, dai! Bravo, dai, bravo! Hai fatto un bel mestiere, dai, a portarlo, dai, quello sì! Oh. Bravo, bravo! Dai, che è un voto che te lo vedo, devi guadagnare, dai! Fabrizio, qual è il messaggio che deve emergere da tutto questo? Allora, noi altri che te volemo tantissimo che non vaga mia perso tutta questa nostalgia del nostro passato e ecco perché ancora abbiamo costruito tutto questo baradan, diciamo, che si veda tutti i mestieri di una volta, tutte le fatiche soprattutto di una volta e volemo tramandarle alle nuove generazioni. Ecco perché volevamo anche coinvolgere chi si renda conto, chi fa parte alle scene, ma con la mentalità da venire avanti e che non mora mia tutto. Certo. Beh, però, considerando l'entusiasmo che ho visto, non moriranno mai queste cose. No, queste cose qua, finché la confraternita di sicuro, Stefano, non è more mia, perché gli artisti e bravi e che è solo da ringraziarli. Artisti? Complimenti, Grazie. E adesso andiamo a brindare con la graspia. Che Esatto. con un po' la bocca secca, Buon, Fabrizio. dai, Stefano, Andiamo, dai. Allora, Stefano, queste è graspe de Bacò, perché ne tocca tirare lo zoo, perché sennò i sturlini ne mangiava tutto, Certo, no? certo. Ecco, gli è ancora sane, perfette, e allora gli è museo per fare la graspia. Certo. E adesso Stefano la tastemo. Ah, col fiasco, col mugolotto. Certo, bisogna tutto originale. E se beve con la zucca. Con la zucca in dasea nei campi si manteneva fresco. Eccola qua.
E un E brindisi. allora beviamo questo calice. Un brindisi, dai. Evviva la confraternita, ragazzi! Evviva! Evviva! La spia sempre! Un Evviva! brindisi a tutti quanti. Vai! Eccoli lì. Vai! Salute. Speriamo bene. È arrivato Autotela, 5 giorni che cammino e son venuto fino a qua per augurare una fortuna e perfetta sanità. Si ora parole fa avanti a vedere cambiare, so il polo Autotela che domanda la qualità. Se la guarda nella cardenza, qualcosa ne troverà. Se la guarda nella cardenza, qualcosa ne